Ben ritrovati, siamo di nuovo insieme, Muoversi conoscendo, uno stimolo all'attività fisica e a un corretto stile di vita. Siamo insieme oggi e tratteremo questa pratica sul respiro. Io sono Sara Ferrarese e non ci occorrerà nient'altro che un po' di concentrazione, un angolo della casa tranquillo in cui poterci posizionare. Piedi larghi quanto il bacino, ginocchia leggermente piegate, rilasso le dita dei piedi, posso proprio provare a sollevarle e a divaricarle tra loro, posso anche chiudere gli occhi se questo mi può aiutare a concentrarmi. Le ginocchia leggermente piegate, il filo che lungo la mia colonna mi allunga il soffitto come fossi una marionetta e i miei orecchini pendenti che non devono toccare le spalle, quindi le scapole scivolano verso il pavimento mentre la testa leggera sale al soffitto. Inspirando adesso dobbiamo provare a gonfiare i polmoni, ricordandoci che come dei palloncini si possono gonfiare nelle 3 dimensioni. Quindi inspiro, faccio bene attenzione e sento la gabbia toracica espandersi avanti, in alto e dietro, verso la parete dietro di me. Quindi inspiro, gonfio i miei palloncini, i miei polmoni e fuori l'aria, senza perdere l'allungamento della mia colonna, si sgonfiano i polmoni. Ancora inspiro, dentro l'aria col naso e fuori l'aria con la bocca. Quindi mi concentro sulla gabbia toracica, inspirando e espirando. Mi sgonfio, ma nonostante io espiri, non mi chiudo su me stesso, ma continuo a aprire il petto e la gabbia toracica alla parete avanti a me. Ancora una volta, inspiro col naso e espiro con la bocca. Ora ci concentriamo su quello che succede al nostro pavimento pelvico. Quindi quando io respiro abbiamo detto che i polmoni si gonfiano nelle 3 dimensioni e devo immaginare di aver indossato i pantaloni che sono diventati improvvisamente stretti e per abbottonarli e tirare su la zip devo risucchiare l'ombelico oltre l'addome verso la colonna. Quindi inspirando tiro giù la zip dei pantaloni, li indosso, espirando, quindi quando butto fuori l'aria, pancia in dentro, ombelico risucchiato e sulla zip dei miei pantaloni. Inspiro, tiro giù la zip e slaccio. Inspiro, i polmoni continuano a gonfiarsi nelle 3 dimensioni, espirando, tiro sulla zip dei pantaloni, ombelico risucchiato. Ancora inspiro, dentro l'aria col naso, fuori l'aria. Potete anche immaginare, se vi può aiutare, il pavimento pelvico come un ascensore che sale verso l'alto. Quindi quando butto fuori l'aria, io non butto fuori la pancia, ma solo l'aria. La pancia si risucchia e il mio ascensore sale verso l'alto. Quando invece inspiro, rilasso e scende il mio ascensore. Quindi l'immagine dell'ascensore e la zip può aiutare. Facciamo ancora qualche respiro assieme. Dentro l'aria, gonfio la pancia e fuori l'aria sulla zip, sull'ascensore. Ancora inspiro, giù la zip e fuori l'aria. Inspiro, espiro. Si fa sempre più intenso il nostro lavoro. Continuando a respirare con questi accorgimenti, andiamo però anche a associare il movimento più precisamente. Espirando, io divarico le gambe e quindi abbiamo detto che l'ombelico va in dentro, l'ascensore sale, sale anche la zip dei pantaloni. Inspirando, gonfio la pancia, giù la zip e riunisco i piedi. Quindi proviamo alternando il lato destro e il lato sinistro. Allora, inspiro, mi preparo, fuori l'aria, divarico, sulla zip dei pantaloni, piego le ginocchia nella direzione delle punte dei piedi. Inspiro, torno. L'altra gamba, fuori l'aria,
sulla zip dei pantaloni, risucchio l'ombelico e inspiro, torno. Il movimento è minimo, ma dovete sentirlo a livello della pancia, più profondo, viscerale. Riproviamo, fuori l'aria sulla zip dei pantaloni, risucchio l'ombelico, dentro l'aria torno. L'altra gamba, fuori l'aria di varico, sulla zip dei pantaloni, risucchio l'ombelico, dentro l'aria torno. Ancora, espiro e inspiro, torno. L'ultima volta, fuori l'aria e dentro l'aria torno. Vi ringrazio per questa lezione insieme, tutto sul portale chespettacolo.info. Buona giornata!